Buona giornata e ben ritrovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, l'approfondimento del mercoledì con la CGIL. Benvenuti quest'oggi a Sara Pasqualin della segreteria dello SPCGIL di Treviso e a Vigilio Biscaro, segretario generale dello SPCGIL di Treviso. Allora, naturalmente vedete in sovraimpressione il numero di telefono per intervenire 0422 162 8332. A questo numero potete chiamare per tutte le domande ed i vostri interventi. Dei temi sicuramente di grande attualità, quelli che affronteremo nel corso della puntata di oggi, perché parleremo di referendum sul lavoro e parleremo di legge di bilancio con le considerazioni appunto che la CGIL sta facendo in relazione alla manovra 2025. Allora direi di cominciare subito con i referendum, perché in questi mesi è partita la raccolta firme che sono state consegnate proprio nei giorni scorsi a Roma. Vigilio Biscolo, allora innanzitutto come è andata questa campagna? Sì, grazie. Allora, questa campagna è andata bene, direi. Abbiamo raggiunto gli obiettivi sulla raccolta delle firme a livello nazionale, inforco gli occhiali così non sbaglio. A livello veneto abbiamo raccolto 52.662 firme che abbiamo portato a Roma, come dicevi giustamente, l'altro giorno. A livello nazionale, adesso, il 19 luglio, Landini e la segreteria porteranno in Corte di Cassazione le firme che verranno poi vagliate per, come posso dire, cancellare quelle che non hanno tutti i requisiti e per mantenere, speriamo, assolutamente le 500.000 firme necessarie. Abbiamo avuto sicuramente un lavoro pesante in questi mesi e lo SPI è stato, diciamo, forse la prima categoria che si è preoccupata di dare una mano a tutte le categorie, alla CGIL in generale, per la raccolta delle firme. Allora, i 4 referendum sono referendum che, come dire, vanno a correggere quelle storture che nel mondo del lavoro ci sono state negli anni. Allora, i 4 requisiti li leggo, credo ci sia anche la slide, sì, eccola così qua, mi si aiuta. La vediamo, i 4 quesiti sui quali avete raccolto appunto le firme. I licenziamenti, e cioè il Job Act di renziana memoria, poi i licenziamenti sulle piccole imprese, i contratti a termine e la solidarietà negli appalti. Allora, io direi di partire con il primo quesito. Eccolo qua, lo vediamo anche nella grafica, eccolo qua. Allora, al di là del burocratese, quando facciamo questi interventi, volete voi l'abrogazione, in pratica, volete voi l'abrogazione di quel decreto legislativo che va sotto il nome di Job Act? E cioè quello che è stato passato nella vulgata come le tutele crescenti per le persone. E cioè noi vogliamo far sì che ritorni in essere l'articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori. Perché questo? Perché si è creata una frattura fra chi era stato assunto prima del 2015, se non ricordo male prima del 7 marzo del 2015, e tutti gli altri. Su che cosa? Sulla reintegrazione nel posto di lavoro, la cosiddetta tutela reale, nei casi più gravi di licenziamento illegittimo. Il Job Act è entrato in questo articolo 18
facendo delle cose, diciamo, sui generis, e cioè dividendo i lavoratori prima del 7 marzo, dopo del 7 marzo, ma anche dando la possibilità di essere licenziati con un risarcimento lavoratori anche nei casi di licenziamento illegittimo. Perciò, molto sinteticamente, noi vogliamo togliere il decreto, lo dichiaro come numero, ma so che i telespettatori quando dico Job Act capiscono esattamente che cosa vuol dire. Il decreto legislativo 23 del 2015 e perciò la tutela cosiddetta reintegratoria. Io che ho fatto tanti anni il sindacalista e immagino tante altre persone che hanno vissuto nel mondo del lavoro si ricordano benissimo che dal 1970 l'articolo 18 era un tabù per quanto riguardava i licenziamenti illegittimi, perché con l'articolo 18 c'era la reintegra automatica se era illegittimo nel momento in cui nelle aziende con più di 15 dipendenti una persona veniva licenziata. Ed è per questo che, al di là di interventi che per nostra fortuna sono già stati fatti dalla Corte Costituzionale in più volte, in più cause, dicendo che i vigili devono valutare altre cose rispetto a quello che il decreto del Job Act diceva, noi vogliamo fare piazza pulita. Reintegriamo l'articolo 18 per quanto riguarda i licenziamenti illegittimi, che ridiventi perciò quell'effetto deterrente o dissuasivo, se volete, per quelle azioni, e ahimè ce ne sono sempre di più, di licenziamenti illegittimi all'interno delle aziende. Quindi questo di fatto, diciamo, voi vorreste ritornare allo status quo precedente, allo prima status quo che venisse fatta questa riforma da parte del governo Renzi. Noi vogliamo fare questo, credo che sia un'azione dovuta a tutte quelle persone che, essendo state assunte dopo il 7 marzo del 2015, se si vedono licenziate in un modo illegittimo ma non tanto grave, eccetera, eccetera, hanno solo un risarcimento dei danni e vengono licenziate. Questo in sintesi è il primo quesito dei 4 referendum della CGIL. Ecco, allora, prima di passare al secondo quesito, sentiamo chi ci chiama. Abbiamo una telefonata in linea di un nostro telespettatore. Pronto? Buongiorno, chi parla? Salve, buongiorno, mi sente? Sì, la sentiamo. Prego, cosa voleva chiedere ai nostri ospiti? Sono Emerino di Albignasego. Buongiorno. E anch'io come il signore che sta parlando adesso ho fatto molto sindacato ai miei tempi. Però devo naturalmente fare una critica alla CGIL, intesa come mia CGIL, perché ci ho lavorato 26 anni dentro. In quanto che abbiamo accettato nel 16, la data adesso non me la ricordo, del Job Act, scusi, quel lavoro infame che ha fatto Renzi. Cioè, e la CGIL e tutti i sindacati quella volta non è che abbiano fatto sto granché per opporsi a questa cosa, prima roba. Secondariamente devo denunciare una cosa, che adesso ho l'occasione, che non c'è solo questa porcheria del Job Act di Renzi, ma c'è anche l'accordo che è stato fatto negli anni 90, adesso non mi ricordo esattamente, fra Sergio Cofferati, che era il nostro segretario, Tiziano Treu, che era il ministro del lavoro, forse col governo Prodi, ma non me lo ricordo sta roba. Ma non ha importanza, l'accordo era quello che ha di fatto ratificato in Italia, nel nostro paese, quella solenne malvagità sociale che si chiama praticantato, e quindi anche il lavoro non indeterminato, no? Cioè che ha distrutto il lavoro indeterminato. Di fatto noi abbiamo no, sta dicendo Vigilio contratti Biscaro. A termine, contratti a chiamata e tutte queste porcate che ci sono adesso, per cui di fatto noi non possiamo più, i nostri ragazzi non si sposano più, non fanno più bambini e tutte queste robe. Perché? È molto semplice. Perché non hanno un lavoro serio, un lavoro qualificato. Io ad esempio mi sono sposato dopo 5 minuti che avevo un lavoro fisso.
Io e mia moglie lavoravamo, io alla Telecom e mia moglie all'ospedale di Padova, quando siamo stati assunti come si diceva una volta, in pianta stabile, no? Se ricordiamo queste frasi, no? In pianta stabile, sì. Ci siamo sposati immediatamente, no? E tutti i miei colleghi, i miei amici, eccetera, eccetera. E ognuno di noi ha costruito la famiglia, ha costruito la casa, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi i ragazzi non costruiscono un bel niente, stanno a casa dei genitori, dei nonni e chi di più ne ha più ne metta. Quindi questa è una colpa storica della sinistra, no? E come diceva un altro, e poi chiudo, un altro economista sempre nostro di sinistra, in quegli anni là avevamo il rapporto 60-40, PIL ricchezza dei lavoratori, chiamiamola ricchezza, insomma spartizione dei lavoratori rispetto agli altri. Oggi abbiamo l'esatto opposto, cioè i lavoratori si portano a casa un 35-40 e la finanza e tutto il resto si raccatta il 65-70%. Quindi queste sono cose che la sinistra dovrebbe pensarci e soprattutto fare una grossa autocritica. Grazie per avermi consentito questo intervento. Come si chiama? Buona giornata. Ora mi è sfuggito il nome, da Albignasego. Sì. Allora, voleva rispondere lei, poi anche Sara aveva qualcosa da dire, ho visto che vai, dopo stava devo dire anch'io qualcosa, appunto. così ci altariamo. No, vabbè, io ovviamente apprezzo l'iter anche storico che ha fatto la persona, insomma, che è il telespettatore che ci ha chiamato adesso, che ci è sfuggito fatalità il nome. È ovvio che sì, guardare un po' indietro ci sono sempre punti a favore e punti incerti. So benissimo, perché questa fatalità è una delle cose che ci è stata molto sollevata anche nell'ultima fase del congresso, era appunto il discorso del Job Act. La CGIL si è mossa, ha fatto uno sciopero, sono state fatte tutta una serie di iniziative per evitare che quell'intervento che all'epoca è stato fatto appunto dal governo Renzi venisse fatta. Dopodiché la potenza della CGIL sta nei militanti e nelle forze che portiamo nelle piazze, quindi io ho sempre fatto interventi anche in questa sede spiegando bene la forza della CGIL da una parte, dall'altra parte il ruolo della politica. È la politica che ha fatto tutta una serie di scelte negli ultimi anni contro il mondo del lavoro e parcellizzando molto anche i contratti di lavoro e quello che ci sta dietro, tanto che noi continuiamo a ribadire che non sono state fatte scelte di progetto da parte degli ultimi governi e soprattutto di tenuta del mondo del lavoro nel nostro paese. Ad oggi ci troviamo in una situazione in cui è molto abbandonato, non c'è prospettiva per i giovani. Io faccio parte della partita dei giovani perché, ad esempio, un traguardo di pensione è abbastanza, lo si vede molto lontano noi giovani, e lo si vede lontano perché c'hai di fronte a te tutta una serie di parcellizzazione nel mondo che non è come una volta che uno entrava in un luogo di lavoro e riusciva, tra virgolette, ad arrivare fino alla pensione in quel luogo di lavoro. Oggi è cambiata proprio la società. Le regole sono state fatte non adeguandosi a quella che era la nuova società che si stava formando, ed oggi quello che recriminiamo, ma quello che diremo anche dopo, perché indipendentemente dai referendum c'è una battaglia costante che la CGIL fa quotidianamente sulle cose, sulle legislazioni che vengono fatte scorrette, ma quello che diremo anche dopo è che bisogna intervenire, bisogna dare respiro a quelli che sono oggi soggetti in difficoltà. I soggetti in difficoltà oggi, mi dispiace dirlo, ma sono i lavoratori, perché pur lavorando sono poveri e non riescono ad avere un'autonomia nella loro famiglia che gli permetta di fare determinate scelte un po' all'avanguardia. Sarà mettere su famiglia, acquistare una casa. Ad oggi non c'è quella sicurezza economica che forse negli anni precedenti, negli anni dei miei genitori o dei miei nonni, insomma, si tentava di fare, si provava a fare anche rischiando a volte. Oggi il rischio è molto difficile che un giovane lo affronti. E questo lo si vede quotidianamente. Ai tempi dei nostri genitori uno stipendio era sufficiente a mantenere una famiglia, seppur diciamo magari non nella ricchezza ma comunque nella normalità. Ora già con 2 stipendi si fa fatica ad arrivare a fine mese. Io vorrei integrare per tranquillizzare da un lato il nostro ex
iscritto e, da quello che ho capito, anche funzionario della CGIL di Albignasego, ma per fare qualche punto di verità, diciamo così, su quello che è accaduto. Tu ricordavi bene, io ti ricordo Contreu, io ti ricordo l'anno 1992, nascono i primi contratti a termine, che erano pagati meglio, erano a termine sul serio e avevano una, come posso dire, causale. I contratti collettivi hanno normato queste causali. Devo dire che la contrattazione da quell'anno lì è andata via via scemando rispetto ai diritti, ed è per questo che noi con il terzo quesito referendario vogliamo togliere tutto quello che è avvenuto, compreso l'intervento sul lavoro che è stato fatto l'anno scorso dall'attuale governo Meloni, per far ritornare in auge il contratto a termine. Il problema ha parlato della possibilità da parte di giovani diplomati e laureati di fare il praticantato, eccetera. Questa è una questione che non possiamo addossare al sindacato, e qui parlo del sindacato unitariamente inteso. Sono leggi che il Parlamento fa e che tante volte, non ascoltando l'intervento dei sindacati confederali, continua nella sua strada, come è stato fatto da Renzi, come è stato fatto da Meloni e da altri governi precedenti a quello attuale, perché, vedete, Sara prima lo diceva in modo chiarissimo, noi non possiamo avere una società fatta di lavori precari, lavori umili e anche mal pagati, precari e anche mal pagati. Noi dobbiamo avere di fronte un disegno che costruisca una società fatta sui diritti di tutti, lavoratori e imprenditori, non solo dei lavoratori. Per fare questo servono poche regole ma chiare, e non quello che è successo in questi ultimi 10-15 anni, una marea di norme anche contraddittorie, ma che alla fine chi ne paga le conseguenze è solo il lavoratore. Una per tutti: è mai possibile che un laureato, perché hai parlato di praticantato, in giurisprudenza faccia 3 anni di praticantato a zero e lavora negli studi legali come se fosse un avvocato, non prendendo niente se non magari il rimborso spese? Praticantati, lo ricordiamo, però spesso sono necessari per poter accedere agli ordini professionali ed essere iscritti, quindi diciamo è un settore molto ampio e qui hai ragione, però regoliamolo. Cioè, se io come laureato in qualsiasi settore, sapete, anche i medici, non solo gli avvocati, io sono un laureato e per fare l'esame di Stato devo fare 3 anni di praticantato in uno studio legale e non mi viene retribuito il lavoro che faccio, questa è schiavitù. Questo non è un lavoro fatto per arrivare all'esame di Stato, questo è un lavoro che gli studi... Per il praticantato è comunque retribuito, magari poco, però comunque è retribuito. Nel caso che ho fatto io, ecco, il problema è proprio questo. Dobbiamo regolare in un modo ineccepibile queste forme di, come posso dire, lavoro, ma non esattamente un lavoro come Dio comanda, si direbbe qui a Treviso, per far sì che quelle cose là non avvengano più. Allora aspetti un attimo Biscaro, perché vi continuano a lampeggiare dalla regia che abbiamo un'altra telefonata in linea, allora vediamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Buongiorno dottoressa, sono Sebastiano D'Abano. Io sono d'accordo con la chiamata di poco fa di quel signore di Albignasego. Sì. Il semplice motivo è la destra non ha riuscito a toccare l'articolo 18. Renzi gli ha dato un bel regalo alla destra, gli ha fatto toccare l'articolo 18. Quindi ora io dico, uno di sinistra che si mette contro dei lavoratori, non male che i lavoratori ormai si sono stancati della sinistra, ragazzi, e votiamo, e soprattutto anche io, perché io sono sempre stato di destra.
una va a votare di destra? Come fai a votare a gente che ti hanno fatto toccare i diritti? Il sindacato è stato abbandonato dai lavoratori perché il sindacato ha purtroppo abbandonato i lavoratori. Guardi, io oggi, proprio stamattina, vedevo sul canale 5 un signore di Palermo, io sono di Palermo ma vivo qua ad Abano, che si lamentava, questo era un imprenditore che si lamentava che non trova dipendenti nel settore turismo, e questo signore diceva: io pago 1.700 euro al mese. Ma dico, ma come fanno a dire queste cavolate? Se io prendo e lavoro nel turismo con 6 scatti di anzianità, 6, e prendo 1.300 euro al mese, e questo mi dice in TV a Palermo, che a Palermo c'è una grande disoccupazione immensa, come fanno a non trovare operai a 1.700 euro? Prima dicevano, fino all'anno scorso dicevano che c'era il reddito di cittadinanza, i ragazzi prendevano il reddito e se ne stavano a casa. Ora il reddito non c'è più. Adesso che scusa hanno questi imprenditori? Ma allora Sebastiano, grazie della domanda, perché sicuramente è un tema di grande attualità, questo anche del settore del turismo. Ne abbiamo parlato tante volte, della difficoltà che le imprese anche nella nostra regione, che è una regione, la prima regione turistica italiana. Biscaro. Sì, Sebastiano, tu hai ragione in parte, io parlo molto chiaramente. Io sono un uomo di sinistra, tu sei un uomo di destra. Non cambia nulla se noi come CGIL abbiamo deciso di ripristinare, se ce la facciamo nel 2025, con i 4 referendum e votando sì alla richiesta. Noi ripristiniamo un diritto per il quale tu dici che il sindacato invece ha visto negli anni abbandonare le sue fila da parte dei lavoratori perché non sono stati difesi. Bene, noi stiamo facendo questo. Sebastiano, mi dispiace risponderti in questo modo così chiaro, ma noi con il primo quesito diciamo ai cittadini italiani: ripristiniamo l'articolo 18, perciò io non posso più venire licenziato se non per giusta causa o giustificato motivo. Se non c'è questo, io vengo reintegrato. Questo è un aiuto che diamo alla precarietà, un aiuto che diamo alle donne e agli uomini che vengono licenziate senza motivo. Per il fatto che il sindacato negli anni ha abbandonato i lavoratori, probabilmente è la politica che ha abbandonato i lavoratori, o una certa politica, e qui c'è la destra come c'è la sinistra. La CGIL come sindacato generale che vuole rappresentare e tutelare i diritti dei lavoratori sta facendo e ha raccolto le firme questa operazione. Ripristiniamo quelle leggi che tutelavano i lavoratori nel mondo, nel sistema economico italiano. Ecco, e questo era il quesito numero 1, ne abbiamo 4 in tutto, per cui dobbiamo un po' correre. Adesso abbiamo la pubblicità, poi ritorniamo subito in diretta, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, approfondimento della CGIL. Stiamo parlando dei 4 quesiti referendari sul lavoro per i quali sono state appunto depositate nei giorni scorsi a Roma le firme. Abbiamo visto il primo quesito, passiamo subito al secondo. Vigilio Biscaro. Ecco, allora, il secondo quesito riguarda i licenziamenti nelle piccole imprese. Qui vado veloce così riusciamo a farli arriviamo alla fine. Qui in pratica noi abroghiamo, se la risposta sarà sì, una parte di una legge vecchia del 1966 per i dipendenti delle aziende piccole, perciò sotto i 16 dipendenti, per i quali, se venivano licenziati illegittimamente, non c'era la reintegrazione e non c'è la reintegrazione del posto di lavoro come nelle aziende più grandi, l'articolo 18, ma c'è solo un tetto di indennizzo rispetto al licenziamento subito. Noi vogliamo togliere questo tetto in modo tale che il giudice possa dare un indennizzo molto più ampio, più alto di quello che oggi c'è. Questo è il secondo quesito. Quindi questo è più liscio, diciamo. Più liscio, no? Sì. Allora, il quesito numero 3, e ora lo vediamo, così ne parliamo con Sara Pasqualini. No, questo è il 4, vediamo un attimo, il numero 3.
Facciamo. Non c'è nella pagina, aspetta, no, non lo vedo, allora facciamo il 4, intanto lo cerchiamo nelle slide, allora andiamo al 4 intanto. Il quarto è una battaglia che la CGIL fa da anni in realtà sugli appalti, sugli infortuni sul lavoro. E dico facciamo da anni perché anche tante volte ci siamo trovati qui a dover parlare di infortuni sul lavoro e di appalti nelle quali poi non si sapeva chi rispondeva e quant'altro. Fermo restando che poi noi pensiamo che un lavoratore o una lavoratrice che partano per andare sul luogo di lavoro devono tornare integri a casa e devono essere messi nelle condizioni che non si parli di morte, insomma, quando un lavoratore o una lavoratrice va al lavoro. In questo caso noi chiediamo l'abrogazione, insomma, della legge che è stata poi introdotta negli ultimi anni e che ha dato tutta una serie ha tolto tutta una serie di responsabilità nella varia catena, nel senso che ad oggi noi abbiamo una ditta che appalta il lavoro, che poi a sua volta un appaltatore può subappaltare, tutta una serie di passaggi. In tutti questi passaggi si è persa un po' la responsabilità di chi è poi quello che ha necessità di fare il lavoro. Quindi la volontà della CGIL è di abrogare tutti i soggetti, cioè dare responsabilità al soggetto titolato, ma soprattutto se non si trova il soggetto titolato, perché poi abbiamo anche situazioni queste, che sia il committente a rispondere, nel senso che si vada all'origine di chi è andato in quella direzione. Perché questo? Perché ci troviamo nella condizione burocratica di questo paese e lo sappiamo perché ci sono tantissimi altri esempi dove la burocrazia rende poi impossibile la giustizia nel momento in cui ci sono casi estremi come li abbiamo visti in passato. Quindi questo è il quarto referendum. E questo sicuramente è un tema, anche questo, insomma, di grandissima attualità. Ed è quello, se posso, sì, prego, certo, ma velocissimamente. Ecco, questo qui è, come posso dire, un quesito importantissimo per quanto riguarda gli appalti, i subappalti e gli appalti dei subappalti, dove con le leggi fatte anche l'anno scorso da questo governo, l'imprenditore committente, cioè il primo che vince la gara, non ha più responsabilità se il subappaltatore non applica i contratti, non applica le norme di sicurezza, e perciò noi, abrogando una serie di leggi, diamo al committente la responsabilità in solido di tutti i danni che potrebbero esserci nella catena dei subappalti, in modo tale che il lavoratore, chi dà il subappalto, in qualche maniera diventa responsabile del lavoro che fa. Accade assolutamente sì. E anche per dare più responsabilità al committente, nel senso che il committente a questo punto fa una scelta di gestione del cantiere a un soggetto che è titolato, certo, e che garantisce la sicurezza e tutta una serie di cose, perché a quel punto, per non rimetterci lui, cerca, certo, un'azienda seria. Certo, e questo è molto importante. Sicuramente abbiamo un'altra telefonata, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno, chi parla? Sì, pronto, mi sentite? Che sì? Se lascio il vivo voce, mi sente? La sentiamo, sì, sì, chi parla? Luciano da Peschiera del Garda. Buongiorno Luciano, prego. Buongiorno, io signora a ottobre ho 78 anni. Io sono uno di quelli, come i miei bisnonni, nonni, abbiamo fatto i prismi a mano, sono andato 5 anni, dai 6 a 11 anni, 3 chilometri a scuola a piedi, in mezzo al fango, 3 anni, 10 chilometri in bicicletta alle medie e 3 anni con lo scooter per meccanica e disegno. Siamo quelli che ha fatto l'Italia, tra parentesi. Lo sbaglio terribile, con tutti i scioperi che abbiamo fatto e che hanno fatto i sindacati giustamente, no? Per avere i 50.000 lire, 80.000 lire al mese, è stato l'euro la rovina. Io prenderei 2 milioni al mese di lire e invece prendo 1.000 euro con tutti i prezzi, ma io sto bene, dico la verità, ho casa e tutto. Ma quelli che sono andati in pensione prima di me prendevano 1,2 milioni, 1,4 milioni di lire, si trovano con 700 euro
il 70% dei pensionati italiani prende meno di 1.000 euro un sindacalista della CGIL. Questo è colpa di Prodi, il certo, quindi lei senz'altro. Allora il signor Luciano pone sicuramente una questione che purtroppo tante volte avete sollevato, no? come SPI CGIL, proprio sulle pensioni. Sì, no? se avremo modo ne parleremo tra poco rispetto a quello che ci aspetta per il 2025, per la manovra finanziaria. Però Luciano, tu hai ragione, non rispetto all'euro, perché per fortuna abbiamo avuto l'euro e siamo, come posso dire, un po' più forti nei confronti dell'inflazione, più forti nei mercati internazionali, cioè nella competizione. Però hai ragione in una cosa, e cioè che le pensioni sono basse. E qui hai perfettamente ragione. Le pensioni sono basse perché abbiamo un sistema che non tiene conto di tanti lavori che vengono fatti, come posso dire, con una retribuzione bassa e di conseguenza con una contribuzione previdenziale bassa, per non parlare di chi lavora in nero. Perché ce ne sono, dopo ne parleremo, ci sono tantissime persone che lavorano in nero, poi alla fine della loro vita lavorativa vorrebbero anche che lo Stato desse loro una pensione per poter vivere con dignità. Chi lavora come te e come tutti quelli che sono a questo tavolo e tantissimi in Italia hanno assolutamente ragione nel richiedere una pensione che mantenga il proprio potere d'acquisto. Ma in 2 anni, nel 24 e nel 23, abbiamo perso circa l'8% di potere d'acquisto perché questo governo ha tagliato il ricalcolo delle pensioni. E quindi anche questo è un altro aspetto. Allora, torniamo ai referendum, vediamo il quesito numero 3, Sara Pasqualina, eccolo qua. Il terzo è un po' quello che anticipava prima Vigilio, nel senso che sì, proprio per cercare di andare nella direzione di avere un contratto poi indeterminato per i lavoratori, sì, abbiamo raccolto le firme per evitare che ci siano le 2.800 causali che vengono utilizzate per i rinnovi dei contratti a termine. Nel senso vediamo che... di spiegarlo un pochino meglio per chi ci ascolta da casa, che magari l'introduzione delle causali fa un po' fatica a capire che cosa significa. Il contratto a termine nasce quando è stato introdotto con l'esigenza di, tra virgolette, dare una temporaneità a un contratto per dare all'azienda, all'imprenditore, a chi faceva il contratto, di verificare che il lavoratore avesse le condizioni e anche per introdurre i lavoratori giovani nel mercato del lavoro, ma dopo un tot, generalmente correva l'anno, il contratto a termine, se si verificava la posizione interna all'azienda che era solida, veniva trasformato in contratto indeterminato. Per facilitare, tra virgolette, il movimento nel mondo del lavoro si è introdotta la questione delle causali, nel senso che oggi come oggi un datore di lavoro ha l'obbligo di scrivere una causale quando fa il contratto a termine e quella causale là può essere la più fantasiosa possibile, nel senso che si è nel corso degli anni dato tutta una serie di opportunità per fare in modo che nelle causali ci fosse una continuità, per la quale si scavalca molto spesso ovviamente la durata dei 12 mesi. Abbiamo contratti che si protraggono per 2 anni, 3 anni, insomma, e avanti così, perché basta cambiare la motivazione all'interno del contratto ed è possibile la motivazione, la mansione o tutta una serie di ragionamenti che possono essere fatti per fare in modo che il contratto venga rinnovato e venga mantenuto il contratto a termine. Quindi assumo Mario per un anno perché per questo X motivo e c'è il perché. L'anno dopo riassumo Mario a termine per un altro anno per un altro motivo e avanti così. Questa cosa qua che è stata molto concessa per far vedere che il mercato del lavoro era in movimento e che c'era comunque lavoro, che era stato fatto principalmente per dare una mano alle imprese per non avere i contratti indeterminati,
assieme appunto a quello che dicevamo anche prima delle società interinali e di tutta una serie di sfaccettature, il contratto chiamato, tutte queste cose qua, ha portato quello che dicevamo prima, la parcellizzazione del lavoro, per il quale oggi è difficile che una persona abbia un contratto di lavoro stabile. Il contratto indeterminato ha più garanzie comunque del contratto a termine, e lo sappiamo perché? Perché il lavoratore con un contratto a termine ha sempre un obiettivo che si sposta di volta in volta. Il contratto indeterminato dà una serie di tutele che dobbiamo anche ripristinare, perché vediamo appunto anche il primo referendum che raccogliamo, però dà una serie di tutele che ad oggi chi ha un contratto a termine non ha. Mi viene da dire anche nella società, è difficile che una banca, un istituto finanziario dia un mutuo a chi ha un contratto a termine. Certo, sì, questa è una delle tante diciamo, che purtroppo no, si sentono. Sì, allora, per estremizzare questi concetti e per andare alle radici, allora, prima degli anni 90 un lavoratore veniva assunto con un contratto di apprendistato e dopo passava a tempo indeterminato. Dagli anni 90 abbiamo avuto questi contratti a termine che inizialmente avevano una funzione che prima Sara spiegava, ma che poi sono andati via via deteriorandosi, e perciò adesso ci sono tanti contratti a termine. Con l'aiuto di questo governo, il decreto lavoro dell'anno scorso, anche senza causali. Noi vorremmo rimettere dentro le causali per un massimo di 24 mesi il contratto a termine e dopo si passa a tempo indeterminato. Perciò prima c'era l'apprendistato a tempo indeterminato, oggi c'è contratto a termine, contratto a termine, contratto a termine, contratto a termine, sempre contratto a termine. I più fortunati vanno a tempo indeterminato e invece noi vorremmo ripristinare il valore del contratto a termine che c'era con il pacchetto 3, tra virgolette. Questo lo facciamo proprio perché nel momento in cui giovani entrano nel mondo del lavoro devono avere la certezza di potersi costruire un futuro. Prima Sara lo dicevi anche tu, un contratto a termine difficilmente apre un mutuo in banca perché vogliono la busta paga, capire che tipo di contratto uno ha. Ma anche un appartamento in affitto ma con se un contratto a termine si fa fatica. Generalmente lì devono intervenire i genitori o i tutelanti con le garanzie. Però è ovvio che anche questa situazione qua dà un'incertezza, perché poi comunque l'affitto bisogna pagarlo, la spesa bisogna farla, le bollette, la macchina e quello che ci sta dietro, ci sono spese che costantemente una persona ha, e se non ha di suo un reddito che gli garantisce una sicurezza anche nel suo futuro, è difficile che una persona resti tranquilla. Quello per ritornare anche a quello che dicevamo prima, quello che è cambiato è il costo della vita, cioè non c'è stato l'adeguamento delle retribuzioni a quello che è stata l'impennata del costo della vita. Oggi uno stipendio non basta più per garantire una sopravvivenza, mi viene da dire. Certo, purtroppo è così. Allora, questi sono quindi i 4 quesiti proposti appunto dalla CGIL per il referendum 2025 sul lavoro. Ora l'iter qual è? Perché Prima lo ricordavo velocemente. Il 19, perciò dopodomani, ci sarà il deposito di queste firme, 1 milione circa di firme raccolte, certificate dagli uffici elettorali, e la Corte di Cassazione, cioè i suoi impiegati, insomma, vaglieranno queste firme, e se saranno tutte come minimo 500.000 firme saranno valide, allora si passerà alla fase successiva, e cioè la Corte di Cassazione valuterà se queste domande vanno fatte. Se vanno fatte, nel 2025 ci sarà una tornata elettorale referendaria con questi 4 quesiti, che noi naturalmente cominceremo subito nel momento in cui avremo l'ok dalla Corte di Cassazione di come posso dire, pubblicizzare questi quesiti per far sì che poi al voto si raggiunga il quorum, perché bisogna raggiungere il quorum, il 50% più 1 degli aventi diritto, in modo tale che
siamo sicuri che il voto sarà affermativo rispetto alle nostre richieste. Un po' meno il fatto che ci siano tante persone che vadano a votare i referendum. Che sono i segnali purtroppo che arrivano. E siccome nel 25 c'è anche la questione delle amministrative regionali, e siccome non si sa se c'è anche la questione del referendum sull'autonomia differenziata, e insomma c'è un po'... C'è carne sul fuoco. Un po' di complessità all'interno di queste scadenze, ma questo è. Nel 2025 noi dovremmo arrivare a votare questi 4 referendum promossi dalla CGIL. Però, se posso dire una cosa, noi lo pubblicizzeremo e lo diremo, però qui è importante, faccio un appello, che le persone che hanno anche chiamato, che ne conoscono, che ne capiscono i principi per i quali la CGIL si sta muovendo in quella direzione, dicano anche ai loro figli, perché la battaglia va fatta per un ritorno al diritto, ma è una battaglia che devono fare i giovani. Perché soprattutto i giovani che sono stati privati questa di questi battaglia. diritti, no? Perché non conoscono una condizione di lavoro che è tutelata, perché ad oggi non c'è. E allora, se loro non trovano l'energia o non capiscono le basi del ragionamento che sta mettendo in campo la CGIL, speriamo che i genitori attorno alla tavola, al pranzo, alla domenica, gliele spieghino come hanno detto prima anche i telespettatori che hanno chiamato, insomma. Certo, senz'altro. Allora, abbiamo davvero ancora pochi minuti, quindi è difficile riuscire a concentrare quello che dovevamo fare sulla legge di bilancio, però magari proprio un flash riusciamo anche a darlo. Vado io? Allora, cercherò di essere sintetico e di parlare per quanto riguarda la questione, diciamo, previdenziale e i pensionati rispetto a quello che accadrà. Intanto dobbiamo essere tranquillizzati sul fatto che questa manovra non sarà quella che abbiamo visto nel 24, perché abbiamo già 13 miliardi da recuperare per la manovra fatta in deficit l'anno scorso, e per correggere il disavanzo del bilancio dello Stato complessivamente ci vogliono dai 10 ai 13 miliardi. Perciò ci vogliono già 22-25 miliardi per lasciare le cose come stanno. Per lasciare le cose come stanno, delle due l'una, io sono abituato a parlare così: o aumentiamo le tasse o diminuiamo i servizi. E siccome tutto quello che è avvenuto nel 2024 con le elezioni europee, e non mi dilungo su quello che è stato promesso di fare, noi oggi dobbiamo fare i conti col fatto che per mantenere le pensioni che abbiamo noi oggi dobbiamo tirar fuori 15 miliardi. Da dove li tiriamo fuori? Per mantenere quello che c'è già, cioè quello che nel 23 e nel 24 abbiamo avuto come ricalcolo in difetto rispetto a quello che la legge Prodi ci diceva che avevamo conquistato. E perciò sarà sufficiente mantenere quello che c'è già ora, per il quale noi abbiamo perso 5 miliardi all'anno, parlo dei pensionati? Punto di domanda. Il governo dove andrà a recuperare le risorse per poter fare questa ed altre manovre? Io potrei dire che il super bonus è andato, potrei dire che il canone RAI è andato, sull'aumento delle minime 380 milioni, queste non ci saranno più, non ci sarà più la social card di Lollobrigida, non ci sarà più il bonus mamme che la Meloni ha, come posso dire, dipinto come la soluzione per le famiglie che hanno pochi figli, e così via discorrendo. Il problema è che abbiamo di fronte un debito importante, un deficit altrettanto importante, con l'avvento del patto di stabilità, e perciò noi dovremmo rientrare negli anni, è ovvio, non subito, ad avere un debito del 60% rispetto al PIL e di un deficit del 3% rispetto al PIL. Noi oggi, così non dico numeri a caso, abbiamo il debito italiano che è salito al 138% e non il 60%. Abbiamo un deficit del 4,4 che salirà al 4,7 e non il 3.
Io capisco che e abbiamo ragione di farlo, di fare la voce grossa nei confronti di Bruxelles, che dobbiamo avere del tempo per poter arrivare ad avere questi parametri, ma con 100 miliardi all'anno di evasione io non lo so dove troveranno i soldi. Perciò dal nostro punto di vista quello che il governo dovrà fare subito, al di là delle, come posso dire, delle illusioni che sono state narrate fino adesso, dobbiamo incassare almeno tutto quello che l'Agenzia delle Entrate regola. Il problema è che la Corte dei Conti un mese fa ci ha detto che l'80% delle tasse contestate dal fisco, e perciò tasse che devono essere pagate, non vengono pagate. Dobbiamo riscuoterle queste tasse qua, altrimenti non abbiamo risorse per fare le cose che ho detto prima rispetto ai pensionati, ma anche per il cuneo fiscale, ma anche per la riforma delle aliquote IRPEF che scadono nel 2024. Chi sarà in grado di porre rimedio a questo mantenendo quello che è stato fatto se non facciamo pagare le tasse a tutti? Il problema è che gli accertamenti sono passati dal 2019, sono calati del 34%. Vuol dire che in Italia viene controllato solo, è la Corte dei Conti che lo dice, non è Biscaro, non è la CGIL, viene controllato solo il 4,3% delle partite IVA che sono interessate al concordato che Meloni ha fatto. Allora, senza buttarla in cagnarra, che dobbiamo chiudere, dobbiamo tener conto di questo, bisogna mettere mano all'evasione fiscale. Allora, grazie, purtroppo il tempo è terminato, grazie per essere stati con noi a Vigilio Biscaro, segretario generale dello SPI CGIL di Treviso, e a Sara Pasqualin della segreteria dello SPI CGIL di Treviso. Grazie naturalmente a tutti voi telespettatori che ci avete seguito da casa. Un buon pomeriggio, arrivederci.